Queste e le parole che gli state dite a Geremia da parte dal Signore. Alla dit, ascoltate le parole di quest pat. Dunque tu urfeveleras ai oms di Giude e alla int di Gerusalemme. Tu urdigeras, il Signore, Dio di Israele, al dis così. Maladet quel che non ascolta le parole di quest pat, che io urai ordinat ai vostri svons la di che io hai fatto saltafur de tiere dall'Egitto, de fornas di fier, dicint, ascoltate la mia voce e facete tutto ciò che usai ordinat. Allora sareis il mio popolo, e io o sarai il vostro Dio, perché fasimete in vore il giuramento che urai fatto ai vostri svons, di daur un'etiere la cal scor lat e mil, come cal succede voi. Io gli hai risponduto dicendo, che sedi così, Signore? Poi il Signore mi ha detto, per le dutis questis paraulis, te citats di Giude e te contradis di Gerusalemme, dicint, ascoltate le paraulis di quest pat e mettelis in vore, perché ho hai scongiurato di un continuo i vostri svons, te di che io hai fatto saltafur de tiere dall'Egitto, fin tremai comò. Dicint di cur, ascoltate la mia voce. Ma non li han ascoltate gran, e non ampliate la loro orele, che ansit a son lati indenant duc con l'ostinazione da loro cur trist. Perché ho hai portati al colmo quintri di loro, dutis questis paraulis di quest pat, che io urai ordinat di metti in vore, e che loro non li han mettudis. Il Signore mi ha anche dit, si son chiatati d'accordo gli oms di Giude e la int di Gerusalemme, a son tornati all'iniquità dei loro vons di una volte, che non han voluto ascoltare le mie paraulis. Ansit, avanda ur dai Dius foresti per adoraio, e han rot la chiesa di Israele e la chiesa di Giude, il mio pat che avevi fatto coi loro vons, per la quale il Signore al dis così, ve chi cosoi, o facerai plombare quintri di loro una disgrazia che non podaran sfuile. Aberlaran viers di me, ma io non io ascoltarai gran. Allora alaran le città di Giude e la int di Gerusalemme, aberla viers dai Dius foresti, che uran bruciat l'incens, ma par con di salvaio non io salvaran tal tim de lor disgrazie. Propit. Tanti sa son li tositats e tanti a son i tiei Dius Giude e tantis a son li stradis di Gerusalemme, tanti a son gli altars coveis fat sua la vergogne, altars par brusai a Baal. E tu non sta intercedi per quest popolo, e non sta fa per loro nessune preghiere e suppliche, perché non vuoi ascoltati quanche loro aberlaran viers di me, per colpe de loro tristerie. C'è hai al mio ben in te me chiase? La so condotte e furbetate di grandons, i voce la chiar sacral rivaranno a parati la to tristerie? Allora sì che tu podaressi sta content.
ulivar vert, chiamà di bieli sulivis, aliere il non che ti veve metut il Signor. Cunt un gran sunsur, uradat fug dut ingrabiat alissos fueis, e i siei ramaz son ruvinats. Ma comò il Signor deschiris, che ti veve plantat, alla destinate quintri di te la disgrazie, par colpe de tristerie che han vude la chiesa di Israel e la chiesa di Giude, tirant mia siment, uffrint incenso a Baal. Il Signor ha volut visami, e io lo hai savut, quanche mi ha fatti sviodi li lor voris. O ierit anche un agnel quiet, menat in tal macel, e non sapevi che forduchiavi in quintri di me. Buttin giù l'arbul, tal colm de so vigorie, ed islidrisinlu de tiere dei vis, perché il suo non veni più riguardat. Il Signor deschiris, iudic just, tu che tu scrutinis i rognions el cur, co puedi gioldi dal tos vindic quintri di lor, parce che la me cause le hai metude te stos mans. Per la quale il Signor urdis così ai oms di Anatot, che smichiavin alla to vite disint, non sta profetata al non dal Signor, se no ti fasarin muri con i nestris mans. Per la quale il Signor deschiris al discusì, vecchi cosoi, io ti astiarai. I giovin s'amuraran di spade, i lor fis e i lor fis amuraran di fang. Non resterà neanche un di lor, quanche o fasarai plombà la disgrazie, quintri dai oms di Anatot, talan dal lor ti astic.